Nel solo territorio del comune di Cortina d'Ampezzo abbiamo investito in questi ultimi 3 anni quasi 26 milioni di euro in vari cantieri, uno lo vediamo alle mie spalle. Quasi 26 milioni di euro per la sicurezza del territorio. La Regione Veneto ha investito prima e dopo la tempesta Vaia lungo l'asta dei torrenti Boite e Bigontina a Cortina d'Ampezzo. Interventi molto importanti per garantire la migliore sicurezza possibile ai cittadini. Nell'abitato di Alverà, travolto da acqua, massi e fango la notte fra il 4 e 5 agosto 2017, in cui perse la vita Carla Catturani, oggi simbolicamente il taglio del nastro per inaugurare i lavori eseguiti dalle strutture regionali del Genio Civile e dei servizi forestali. Grazie ai nostri tecnici, alle nostre imprese, alle nostre strutture che ringrazio e che sono riuscite ad affrontare anche situazioni molto complesse senza mai tirarsi indietro e hanno consentito la messa a terra di tutte queste opere. E questo anche grazie al fatto che sono riuscito a negoziare nell'ordinanza di protezione civile tutta una serie di deroghe. All'inaugurazione dei lavori presente il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi con una rappresentanza della giunta comunale. Questo è un inizio, perché poi oggi con l'assessore abbiamo parlato di altre opere che sono sul territorio e quindi sono molto soddisfatto, soprattutto anche sollevato, perché noi come sindaci siamo un po' il capo espiatorio di tutto e anche responsabili. Sapere che un'area così particolarmente delicata è stata messa in sicurezza mi fa dormire un po' meglio. Gli interventi hanno riguardato opere di mitigazione, consolidamento degli alvei dei torrenti Boite e Bigontina, oltre alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa e idraulica fra Ponte Chiesa e Ponte Corona.